calcio d'avvio che parte in questo momento tra Ciriale e Città di Messina. Si ricomincia dall'1-0 ancora con Truglio che semina avversari come Brigli. Truglio entra in area di rigore, il cross sul secondo palo, il tocco con le mani di Trovato, che anzi no, guarda soltanto il pallone spegnersi l'MLM sopra la traversa dalla Città di Messina. Poi Truglio commette fallo, calcio di punizione e cartellino giallo. Intervento scomposto di Truglio. Giusta la decisione del direttore di gara, anche se non c'era volontà cattiva di entrare sul giocatore. Ancora Sardo viene spostato irregolarmente, ma recupera il pallone, riesce a servire Barberi. Attenzione al contropiede, Barberi cerca di salvare l'avversario, lo punta, lo evita, Barberi entra in area di rigore, la palla messa dentro verso Scirè che non arriva a toccarla. Poi c'è un fallo in attacco molto discutibile, era sembrato scivolare da solo il giocatore con la maglia numero 5, il capitano del Città di Messina, si tratta di Iovine. Esce Truglio, entra Bonnici. Quando siamo arrivati al 16° minuto della ripresa è uscito Sinatra ed è entrato Godino. Solo qualche brivido, pallone che spiove verso l'area di rigore, fermato, poi la conclusione dalla distanza, la respinta, e lì c'è senza dubbio il fuorigioco di Frittitta. 70° minuto, esce con la maglia numero 11 La Rocca, entra con la maglia numero 14 Schiera. Calcio di punizione per la Ciriale, palla che arriva verso Trovato che la blocca, palla che spiove direttamente verso la porta difesa da Arcoria, palla che viene scodellata in mezzo per il mischia in area di rigore. Si alza la bandiera del guardalinea a segnalare un fallo o più probabilmente un fuorigioco di qualche giocatore in maglia accese, mentre attenzione c'è una mischia. Attenzione perché si libera di 3 giocatori Trovato, poi recupera palla però la Ciriale, va a commettere fallo un giocatore del Città di Messina, proprio forse lo stesso Trovato, e c'è cartellino giallo infatti per lui. Corre ai ripari mister D'Andrea, toglie Busà e al suo posto fa entrare D'Angelo, quindi un difensore per un difensore. E attenzione perché c'è un'ammonizione per proteste, mentre è stato ammonito per proteste Munafò. Il traversone, il colpo di testa, il gol! Incornata perfetta ancora di Lorenzo Godino, dimenticato dalla difesa del Città di Messina sulla morbida punizione messa dentro da Messina. Il colpo di testa, una fucilata di Lorenzo Godino che al 38° minuto porta la Ciriale sul 2-0, raddoppiando la rete messa a segno da Frittitta dopo 15 minuti. A Ciriale 2, Città di Messina 0. La Ciriale sempre segnare almeno 2 reti, ma non è finita perché c'è il Città di Messina in area di rigore. C'era questo intervento di un giocatore che era in netta posizione di fuorigioco, il giocatore quindi con la maglia numero 17 del Città di Messina, Gartei. Cartellino giallo anche per lui. Al 90° fuori Scirè, dentro Rondine per la terza e ultima sostituzione della Ciriale. Barberi all'occasione di andarsene da solo verso l'area di rigore, viene falciato, ma il direttore di gara dice che non c'è fallo perché è finita invece la partita. Triplice fischio finale per la Ciriale che ancora una volta sotto i riflettori segna 2 reti e manda battuto il Città di Messina per 2-0. I gol segnati al quarto d'ora del primo tempo da Frittitta e all'83° minuto della ripresa, minuto 38 del secondo tempo, il gol invece di testa di Lorenzo Godino, che chiudono il punteggio sul 2-0, e la Ciriale che mantiene la sua quarta posizione.